Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Immaginate di pedalare accanto a un torrente trasparente, tra i boschi di pino nero e piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato. Benvenuti in Val Resia, uno dei segreti meglio custoditi del Friuli Venezia Giulia, che oggi vi raccontiamo in una nuova puntata di Itinerari del Friuli Venezia Giulia. Una regione perfetta per chi ama la bicicletta davvero per tutto l'anno. Si pedala infatti in montagna, in collina, in pianura, vicino al mare, seguendo le stagioni ma anche le passioni. E grazie a Promo Turismo FVG i percorsi sono stati selezionati anche per temi, per natura, per storia, per gusto e davvero per tanto altro. Oggi seguiamo uno di questi, seguiamo la ciclovia della Varresia che si stacca dall'Alpe Adria a Resiutta e risale il torrente Resia, radure e storie da scoprire insieme anche a tanti viaggi nel bosco. Con noi c'è Mario Saccomano che è accompagnatore turistico e guida ambientale escursionistica che ci porterà a conoscere questo angolo speciale del Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Ciao Mario, buongiorno. Buongiorno. Allora Mario, ti chiedo subito, com'è questo percorso? È adatto a tutti e cosa possiamo vedere pedalando anche lungo il torrente? È un percorso estremamente bello, adatto a tutti, diciamo di sì. Adesso ci sono le biciclette elettriche, le e-bike, quindi con quelle si può affrontare. Per chi non ha la bici elettrica forse serve un po' di allenamento, perché è un percorso che appunto, come dicevi, si stacca da Resiutta, dalla Alpe Adria, ci sono anche le tabelle che lo indicano, e da lì però bisogna salire un pochino, sia a dire il vero, segue il torrente Resia, però si alza un po' in quota, quindi ci sono delle salite, il fondo è perfetto, è stato realizzato da poco, però sono un pochino impegnative, quindi come dicevo, con le e-bike si va benissimo, chi invece come me non ce l'ha bisogna un attimino essere un po' allenati, però il grosso vantaggio di questo è che alzando quota hai dei panorami veramente incredibili, soprattutto sul gruppo del Monte Canin, e poi attraversi appunto dei luoghi, siamo nel cuore del Parco delle Prealpi Giulie, quindi attraversi dei boschi, tutti gli habitat di questo territorio, quindi boschi di pino nero, soprattutto radure e ghiaioni, sempre però avendo il torrente Resia a volte vicino a noi, a volte lo vedi dall'alto. Consigliato in primavera, ma anche in questa stagione ci sono delle fioriture del sottobosco molto belle, quindi da fare appena potete. Panorami quindi mozzafiato, ma andiamo proprio lungo questo percorso. Ti chiedo, ci sono delle tappe davvero suggestive come quelle che ci raccontavi? Quali ci consigli di non perdere e soprattutto da dove si parte? Allora, io di solito parto da Resiutta e da lì volendo si possono anche noleggiare delle e-bike. Alla stazione di Resiutta c'è la possibilità di fare questa cosa per chi non ha la sua bici, oppure si può anche arrivare in treno fino a Carnia, ad esempio, e da lì la pista ciclabile Alpe Adria in pochi chilometri vi accompagna proprio fino all'inizio della pista ciclabile. Dopodiché in realtà la pista ciclabile vera e propria si divide in due parti. La prima parte ti porta fino sotto a Prato di Resia e da lì, ad esempio, una prima tappa che si potrebbe fare è non continuare poi lungo la ciclabile e un attimino andare verso Stolvizza, dove ad esempio possiamo andare a vedere il bellissimo fontanone Barman, che è questa cascata incredibile di origine carsica, e proprio come sempre in questa stagione quando le nevi si sciolgono è molto più, la portata dell'acqua è più abbondante, quindi ancora più spettacolare. Oppure sempre proseguendo verso Stolvizza, un sentiero che a me piace tantissimo da fare perché è facile, ma vi racconta proprio tutto sulla Val Resia, è il sentiero Talipapot. Facile e ti fa vedere tantissimi ambienti naturalistici, ma anche dal punto di vista culturale di questa vallata. Oppure, se volete continuare a salire, si può fare la seconda parte della pista ciclabile dedicata, e si può salire quindi a questo punto fino a Prato di Resia e a San Giorgio. A Prato di Resia, tra l'altro, si trova proprio uno dei centri visite del Parco delle Prealpi Giulie, molto ben fatto, che di nuovo vi permette di scoprire questo ecosistema incredibile che è la Val Resia, ma tutto il parco in sé. E soffermiamoci proprio sul lato culturale, perché se volessimo scoprire un po' di storia, un po' di cultura, come sappiamo è ricca proprio la Val Resia, dove ci porti? Assolutamente, ma io direi di nuovo a Stolvizza. A Stolvizza abbiamo due musei, uno è quello dell'Arrotino, che un po' ci riguarda chi è appassionato di bicicletta. Immaginate che per tantissime generazioni
i resiani si sono mossi un po' in tutte le regioni vicine con queste biciclette modificate per andare appunto a fare il mestiere dell'arrottino, e quindi c'è questo bel museo dedicato alla loro storia. E poi l'altro è il Museo della Cultura della Gente della Varresia, sempre a Stolbizza, che ti racconta una bellissima casa del Settecento, proprio tipica della vallata, con queste architetture, che ti racconta un po' tutto su questa popolazione, quindi dal fatto che loro hanno delle tradizioni un po' particolari, deve essere una comunità che si è instaurata lì molti secoli fa, di origine slava, e quindi hanno delle caratteristiche sia culturali ma anche la storia. E ad esempio c'è una bellissima sezione sulle favole, sulle leggende di questa vallata, che sono abbastanza particolari, quindi merita assolutamente visitarlo. E questo museo proprio vi racconta tutto in maniera molto bella, in più ha ricostruito delle stanze come si viveva in passato, quindi è davvero, secondo me, molto interessante. È bello prendere il lato culturale del percorso. Mario, io infine ti chiedo quanto tempo ci vuole per affrontare questo percorso e perché ci consigli proprio di sceglierlo? Ma come dicevo, è bellissimo, è molto, molto spettacolare, e poi vi permette di conoscere la cultura, la natura e anche la gastronomia di questa vallata, se vi fermate nelle vari locali, o ad esempio anche nella latteria che c'è a San Giorgio, dove si producono i prodotti tipici, si possono degustare e magari anche comprare, come ho fatto io l'ultima volta. Però appunto può durare un'ora. Io mi fermo a fare foto sempre, quindi per me i tempi sono un po' più lunghi. C'è chi va con un impeto più sportivo e quindi ci può mettere anche meno di un'ora a farlo questo. Io consiglio di dedicarci una giornata. E per chi avesse un po' di più gamba, un'altra variante molto bello, che ti permette anche di entrare proprio nel Parco delle Prealpi Giulie, è quello di lasciare il percorso ciclabile a Stolbizza, prendere la strada che sale a Sella Carnizza, e altrettanto bello. Tra l'altro sono strade molto tranquille, nel bene e nel male. Il turismo di massa lì non c'è ancora arrivato, quindi si può andare in giro anche su strade, su viabilità ordinaria in bici, senza avere tantissimo traffico, e da lì si può salire a Sella Carnizza e poi scendere verso Oceano, una vallata davvero incredibile dal punto di vista naturalistico. Quindi io direi, in base alle funzioni, dalla mezza giornata alla giornata, in base a quello che si vuole fare. Poi se si aggiungono le visite, chiaramente il tempo si dilata. Che bello prenderci del tempo per noi stessi per scoprire anche questi luoghi meravigliosi. E noi speriamo di avervi ispirato a pedalare in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella Varresia. Io per maggiori informazioni vi lascio anche al sito turismofvg.it, dove sono pubblicati anche tutti i percorsi. Potete scaricare le tracce GPX per vivere questi luoghi al meglio, oppure scaricare l'app gratuita FVG Outdoor per avere sempre con voi mappe, itinerari e suggerimenti per la vostra prossima avventura in sella. Ringrazio Mario Saccomano per essere stato con noi e ci rincontriamo sul bellissimo percorso della Varresia. Grazie Mario. Grazie a voi e buone pedalate. Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Un viaggio attraverso il Friuli Venezia Giulia, scoprendo gli itinerari outdoor. Sia in bici o a piedi, lasciati trasportare dalla bellezza di paesaggi unici. Consulta gli itinerari al sito turismofvg.it.